Buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buon lunedì 20 luglio ed iniziamo con grande entusiasmo, grande forza e grande passione questa nuova settimana da trascorrere insieme. Con questo appuntamento delle 12 con me, ma ricordate anche gli altri appuntamenti, quello delle 18 con Francesco Caravello, il mitico Francesco Caravello, con l'aperitivo social per dare un volto alle aziende, ai prodotti, ma anche alle eccellenze della nostra meravigliosa terra siciliana. Identità, qualità, provenienza, sì, su questa idea si fonda il nostro concetto di questo nuovo lifestyle che ancora con più coscienza porta avanti la nostra arte, la nostra cultura, le nostre eccellenze, i nostri prodotti e il nostro territorio. E lo facciamo sempre con una chiave che è la chiave di lettura un po' tradizionale ma anche innovativa. Proprio oggi viaggeremo come sempre in Sicilia alla scoperta di nuove storie da raccontare e da condividere insieme a voi. Andremo a Catania a conoscere la nostra ospite ed è Amelia Alessia Cristaldi, che ci racconterà la sua storia legata ad un progetto innovativo molto interessante, sì, nella sua sartoria sociale, dalla quale tra l'altro sono nati altri progetti bellissimi che oggi condividerà insieme a noi, ed ancora ci sposteremo invece a Vittoria. Siamo a 27 chilometri da Raguso, un posto incantevole. Parleremo di accoglienza, accoglienza di qualità, perché la nostra ospite Fausta Occhipinti aprirà le porte del suo antico vaglio. Stiamo parlando di un palmento che ha le sue origini intorno al 600 ed è veramente un relais de charme. Direi un agriturismo del tutto eccezionale, con luoghi raffinati dove sarà possibile non solo fare una vacanza raffinata ed elegante, ma vivere nel territorio. Eh sì, perché sarà possibile anche in questo posto incantevole degustare del cibo eccezionale bio. Pensate che gli ospiti potranno addirittura raccogliere nell'orto. E ancora buon vino, buon olio, insomma, veramente una bellissima accoglienza ci farà oggi la nostra carissima amica. Ma permettetemi, come sempre, di iniziare con il nostro consueto modo, ed è grazie 248.203 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora, grazie ogni giorno. Continuiamo a camminare velocemente e continuiamo a raccogliere bellissimo consenso, ma soprattutto tanti progetti che vengono portati avanti. Sono e continuano ad essere tanti protocollo di intenti che stiamo firmando. Io Compro Siciliano continua a portare avanti quella che è la grande identità della terra siciliana. Io Compro Siciliano diventa anche incubatore di impresa. Sapete, proprio sabato abbiamo avuto nella rubrica di Davide Morici, che è uno dei 3 fondatori, in Chiedimi Pure, ospite il presidente del Parco dell'Etna, il dottor Caputo, ma sapete anche che abbiamo già firmato un protocollo di intenti con il dottor Merlino, che è presidente del Parco Naturale delle Madonie. Ancora ci sono altri protocolli che firmeremo proprio in questi giorni. Ancora vi ricordo quelli che sono i rapporti internazionali, dal Milan Urban che porta avanti appunto con Milano Capofila quello che è questo progetto legato al food, all'utilizzo di prodotti del territorio. Tra l'altro sono 160 città nel mondo che coinvolgono veramente tante aziende, tante identità, da New York a Dubai, e Palermo rientra, e quindi la Sicilia anche fra le tappe, le città interessate in questo progetto. Ancora
volevo ricordarvi, per chi magari fosse entrato da poco nel nostro gruppo, Millionaire ha parlato di questo nuovo lifestyle di Io Compro Siciliano, ancora Milano Finanza. Proprio settimana scorsa anche a New York è arrivato un articolo in una rivista che parla appunto di finanza nel mondo e parla proprio di Io Compro Siciliano. E sapete, ormai siamo proprio arrivati, in questi giorni ci sarà finalmente la presentazione ufficiale del grande marketplace a marchio Io Compro Siciliano. Sono veramente momenti di grande emozione, si sta portando avanti anche, ed ecco perché è importante parlare di qualità dell'accoglienza, si sta portando avanti anche quello che è il siost.it, il portale del turismo, sempre a marchio Io Compro Siciliano, con delle chiavi assolutamente innovative, ed ancora la Sicily City Pass, che è questa card sotto forma di app che permetterà ai viaggiatori di poter agevolare i loro percorsi di conoscenza, di divertimento legato alla nostra terra siciliana. Iniziamo con i saluti e vi portiamo subito a conoscere le nostre ospiti, perché anche questo lunedì, sapete, è un lunedì tutto al femminile. Quindi i saluti. Saluti a Ida Stagnetta. Ciao Ida, buongiorno. Ida è una nostra amica, è siciliana, vive in Belgio, e quindi la salutiamo sempre con tanto affetto. Amalia Lopinto, buongiornissimo a tutti, buon inizio settimana. Iura Peritore, buongiorno, ciao cara Iura. Franco Safina, buongiorno a te carissima Katiuska e ai tuoi eccellenti ospiti. Ciao Franco, Franco ci scrive, un ceramista, ci scrive da Sambuca di Sicilia. Ciao caro Franco, grazie sempre. E Ida Stagnetta, buongiorno cara Katiuska, buon lunedì a tutti voi. Ciao cara Ida, grazie sempre. Il Faraone Palermo, buongiorno carissima, incantevole Katiuska. Ciao, ciao caro amico, grazie sempre per la dimostrazione del tuo affetto. Continuiamo, Ida sta dando tanti nomi perché lei crede fortemente in quella che è la rete, la sinergia, per cui dà sempre nomi di riferimento per poter conoscere al meglio le eccellenze legate al territorio. Bene signori, noi siamo pronti, apriamo le porte di casa Io Compro Siciliano ed accogliamo la nostra prima ospite. Parleremo di un progetto incredibile, bellissimo, che lega la tradizione e l'innovazione. Parliamo con Amelia Alessia Cristaldi. Buongiorno cara Amelia, benvenuta e bentrovata. Oh, ciao Katiuska, grazie per questa opportunità di essere qui con voi e per poter parlare di questo progetto che è nato da poco, tutto sommato da 2 anni, ma che diciamo punta nel cuore proprio della città di Catania, nel cuore della città di Catania perché è proprio sito, nasce nel quartiere San Cristoforo di Catania, per chi tantissimi magari non conoscono, dentro i locali di uno spazio che ha avuto una grandissima, lunga vicissitudine. Nasce come cinema, l'ex Cinema Italia, ma da tutti conosciuto Midulla, che viene nel 99 ristrutturato dal Comune di Catania e inserito in un progetto di nome Urban, quindi che promuoveva lo sviluppo della città partendo proprio dalle radici. Quindi questo spazio viene ristrutturato, viene messo lanciato proprio con tante figure professionali interne pagate dal comune per promuovere attività di servizio del quartiere, quindi una cosa estremamente innovativa, perché dare l'opportunità in un quartiere come San Cristoforo di avere a disposizione delle persone competenti e quant'altro nei vari ambiti, tra cui anche una sartoria, era un progetto pazzesco. Purtroppo per vari motivi il progetto è naufragato e quindi questo stabile è stato chiuso. Quindi è stato attivo dal 99 al 2012, ma nel 2012 chiude i battenti fino al 2017. Esattamente l'8 gennaio del 2017 gli attivisti di un'associazione meravigliosa che si trova a Catania, che è l'associazione Gamma Zeta, che tutti conoscono qua a Catania e che tra l'altro in occasione del Covid hanno dato una rete di supporto incredibile ai cittadini di San Cristoforo, occupandosi proprio loro di portare la spesa fino a casa per chi non l'aveva, di pensare a tutto loro. Hanno fatto un lavoro di 3 mesi veramente di solidarietà
questi ragazzi fantastici hanno deciso di occupare lo spazio e di riportarlo esattamente in vita per come era stato pensato, creando così attività pensate, specifiche, sia per i bambini che per gli adulti, tipo la palestra per le donne, c'è corsi di giocoleria, circo sociale per bambini e adulti, quindi anche attività che vanno al di là del semplice svago, sono proprio progetti educativi ben precisi dove gli stessi ragazzi, che sono anche loro educatori a loro volta, hanno proprio spinto perché credono profondamente che attraverso questo tipo di attività si possa dare una speranza e anche una chiave diversa alla vita, magari di un bambino che in quel contesto non ce l'ha. Io mi sono inserita in questo ambito nell'aprile del 2018 proponendo appunto questa sartoria sociale. È partita come un semplice corso rivolto alle donne del quartiere, anche alle ragazze giovani. Abbiamo fatto tante attività quasi per strada, di mettersi lì con la macchina da cucire per cercare di invogliare, di chiamare dentro la struttura, magari le donne un po' diffidenti, chiaramente perché non si è abituati, no, ad avere qualcuno che ti dice dai vieni, è tutto, cioè, vieni da noi, non chiediamo nulla, vogliamo solo stare insieme e condividere dei saperi. La sartoria però ha preso una piega inaspettata in quanto subito sono arrivate delle commesse, quindi lavoro remunerato e anche di competenze, diciamo così, che ha fatto decollare questo progetto. Per esempio una nostra ormai cara amica, si chiama Isabella Rizza, che è una costumista nota italiana, ha deciso di affidare alla sartoria la produzione delle sue 2 collezioni, donna e bambino, quindi è stata confezionata proprio da noi. Poi abbiamo lavorato ai costumi di un'altra realtà sempre Teatrali, diciamo, giusto Amelia? Avete fatto anche delle bellissime produzioni teatrali, cioè di abiti da scena. la compagnia Malerba per la regia di Marzia Ciulla, che anche lei è attivista dentro Mirulla, anche lei educatrice dei bambini, con un progetto di teatro per i bambini e per gli adulti. Si è creata questa sinergia pazzesca perché noi abbiamo vestito gli attori, le donne hanno partecipato a questo lavoro e insomma, lo spettacolo ha debuttato sempre dentro San Cristoforo in uno spazio scovato da Marzia, magico, bellissimo, cioè delle atmosfere veramente belle che io invito a conoscere. Senti Amelia, io mi fermo un attimino, mi fermo soltanto un attimo. Allora, innanzitutto ci sono tanti nomi che Ida sta mettendo a disposizione, che sono delle eccellenze del territorio, che avremo tra l'altro modo di conoscere. Graziella Minardi dice che bella iniziativa. Grazie. Quindi si complimenta Amelia. Dai il buongiorno, grazie per la solarità, grazie Graziella per il tuo messaggio, ancora Giuseppe D'Amato, dai il buongiorno a tutti gli amici, buongiorno a voi. Bene, io a questo punto Amelia mi fermo un attimo perché vorrei andare a visitare insieme a te Amelia un'altra nostra amica. Lei gestisce ed è proprietaria di questo posto d'accoglienza straordinario. È un luogo veramente molto raffinato, molto bello, relais de charme. Bagli Occhi Pinti abbiamo con noi Fausta Occhi Pinti. Eccola qui, buongiorno, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno, noi siamo felici di essere a casa perché Fausta Occhi Pinti in questo momento si trova nel bellissimo ed elegante Baglio Occhi Pinti. Siamo in un territorio veramente incantevole. E mi piacerebbe che Fausta potesse raccontare agli amici di Io Compro Siciliano questo luogo magico. Fausta. Sì, Katiuska, buongiorno amici, bentrovati. Allora, intanto sappiate che oggi è un momento speciale perché sappiamo noi che il PIL siciliano dipende per quasi il 40% dal PIL del mercato turistico e che oggi quindi è una fetta enorme della nostra economia e che oggi è cambiato completamente il target di clientela delle aziende turistiche che passano da una clientela prevalentemente straniera a una clientela siciliana.
aziende che creano posti di lavoro, che generano indotto, e quindi oggi più che mai, amici, è fondamentale conoscere i posti belli che ci sono in Sicilia e visitarli e viverli, perché è un modo per sostenerci e portare avanti la nostra economia. Sappiate che viaggiando sostenete posti di lavoro, sostenete innovazione, sostenete agricoltura, quindi chi viaggia oggi è coraggioso, chi viaggia oggi è una persona che fa qualcosa di concreto per il proprio territorio. Io vi racconto un po' del Vaglio Chipinti. Fausta, mi piace leggere prima di sapere un attimino quella che poi è la storia un po' dell'azienda. Il territorio è veramente un territorio splendido. Vittoria, dico, è una città molto bella, voluta dalla contessa Vittoria Colonna, è una città da visitare e siamo proprio vicinissimi, siamo nel territorio di Ragusa, per cui è anche un territorio molto bello, si respira pieno quella che poi è l'Art Déco, quello che è lo stile Liberty, cioè molto dell'Ernesto Basile, insomma è veramente una città molto bella e poi è una città dove è un territorio dove i prodotti esprimono grande forza e grande valore, perché siamo proprio nel territorio dove diciamo olio, vino, prodotti e poi tra l'altro da voi c'è anche un bellissimo perché il Vaglio Chipinti è anche ristorazione, per cui la bellezza di degustare prodotti del territorio bio, buoni, con una chicca perché mi raccontava Fausto Chipinti, c'è anche la bellezza alle volte di far vivere agli ospiti quella che è questa esperienza unica legata anche a raccogliere quello che poi verrà portato sulle loro tavole. Ci parli un po' di questo? Certo, Katiuska. Allora, amici, il territorio di Vittoria è un territorio fondamentalmente di vigneti, quindi c'era solo di Vittoria, l'unica DOCG che abbiamo in Sicilia, quindi è un territorio di grandi vini. In questo territorio ci sono tante aziende vinicole importanti. Io provengo da una famiglia in cui comunque il vino è un progetto che nasce con il lavoro di mio zio Giusto, la COS, prosegue con il lavoro di mia sorella Arianna Chipinti, ed è un progetto. Abbiamo forse perso, un progetto di vediamo un po', territorio, quindi un abbiamo progetto di forse perso produzione, ma la anche un progetto di connessione. territorio, di condivisione di un saper fare agricoltura, condivisione di un certo tipo di attenzione ai nostri caseggiati, alla nostra architettura, ai nostri interni, ai nostri prodotti. Ad esempio noi al Vaglio Chipinti abbiamo dei grandi orti e da questi orti produciamo tutto quello che serve per la nostra cucina. E quindi è una cucina che non solo è biologica, ma è una cucina che segue anche le dinamiche proprio delle stagioni e con cui gli ospiti possono interagire, perché gli orti sono a vista, sono accessibili e diventano anche un pretesto per concordare con lo chef i piatti del giorno, del pranzo, della colazione. Quindi è una cucina raffinata, antica, di famiglia, un'ospitalità di famiglia, ma di famiglia antica, con questa attenzione massima alla materia prima che poi è a metro zero. Fausta, ti fermo soltanto un attimo. Questo, come vedete, quando si parla di qualità dell'accoglienza, significa anche dare ai viaggiatori, agli ospiti, la possibilità di vivere queste esperienze assolutamente insolite, uniche, che porteranno con sé nella propria memoria. Permettetemi, ci sono dei saluti che arrivano. Forse Fausta non riesce a sentire l'audio, adesso vediamo in regia se riusciamo a risolvere il problema dell'audio per Fausta. Allora, c'è un messaggio da Graziella Minardi che dice:
Il vino di Arianna è davvero un prodotto di eccellenza, complimenti, io lo vendo nel mio negozio, quindi diciamo che Graziella ci dà testimonianza del vino di cui parlava poc'anzi Fausta. Ancora abbiamo John Blanti, un nostro carissimo amico, lui è siciliano, vive a New York e dice: tanti vittoriesi a New York, molto amici miei, sono proprio di Vittoria, quindi è un piacere. Ciao John, un bacio a te. Giuseppe Campo, buongiorno. Sempre Graziella Minardi dice: Vittoria è una città molto produttiva e molti vittoriesi sono molto intraprendenti, bravi. Silvia Di Falco ancora, ciao Fausta, saluta Fausta, che piacere vederti ad Io Compro Siciliano. Insomma, adesso Fausta rientrerà fra poco con noi, ma io ritorno nuovamente su Catania, perché la nostra Amelia oggi ci sta parlando di un progetto veramente molto bello, un progetto giovane, ma un progetto che già sta dando un segno molto forte. In realtà Amelia comincia a studiare, insomma, avere le sue esperienze legate poi al modellismo a Bologna, giusto? Però Amelia, arrivato a un certo punto, tu senti il bisogno di ritornare in Sicilia e qui appunto poi avvengono tanti avvenimenti e tra questo c'è proprio la sartoria sociale, giusto? Esatto. Sì, diciamo che a Bologna è nato il primo progetto e si chiama l'Ape Selvatica. Oggi l'Ape Selvatica è un progetto che racchiude dentro una scuola dove ho creato appunto questa scuola che diciamo mette insieme un po' tutto quello che ho imparato nei 5 anni di lavoro a Bologna nelle aziende come modellista, anche come in termini di produzione, di tecniche produttive e quant'altro. E appunto la sartoria sociale in qualche maniera è figlia dell'Ape Selvatica, nel senso che, forte io di questa esperienza che ho visto il saper fare fuori, no? Anche saper fare impresa, capito? Che questa è la cosa che magari a noi manca un tantino, perché non abbiamo tanti modelli di riferimento, no? Di aziende magari giovani, che uno, sai, può formarsi lì, può fare uno stage o qualsiasi cosa. Per cui la sartoria sociale effettivamente, ripeto, per quanto il contesto fosse assolutamente chiaro, limitato, no? Però sono contenta perché in effetti con queste commesse che noi abbiamo poi tra l'altro svolto dentro quella che è diventata la sede ufficiale della sartoria sociale, perché ci siamo costituiti associazioni, che è il mio laboratorio, la cosa incredibile è stata appunto nello spazio di un pomeriggio magari far sedere una macchina da cucire industriale piuttosto che una macchina di un altro tipo, persone che magari non avevano mai preso un ago o un filo in mano. Ed è stata veramente questa la cosa davvero straordinaria. Tra l'altro voglio anche dire una cosa bellissima: la sartoria è stata oggetto di studio da parte del Dipartimento di Scienze Politiche. Il nostro progetto, insieme ad altre realtà che sicuramente pochissimi conoscono, che sono la Sartoria Sociale Lab di Palermo, poi la Lab Zen 2 di Maruzza Battaglia, che è una donna del quartiere Zen di Palermo, che ha fatto esattamente il mio stesso ragionamento. Dice: secondo me il valore del lavoro, no? Può anche essere un mezzo non di redenzione, ma comunque di svolta. Quindi delle cose che sono state inserite in questa mappatura, perché c'è stato proprio un progetto Onlus Palermo, dove praticamente c'è questa mappa, ancora non è stata pubblicata, però è una mappa geografica dove tu puoi cliccare e automaticamente ti si aprono la sartoria sociale San Cristoforo, quella di Palermo, tutte realtà proprio del territorio. E quindi insomma, se uno vuole immaginare alla grande, no? Diciamo così, pensare in futuro delle produzioni che vengono realizzate da quartieri così difficili nella nostra isola, penso che sia il massimo. Sì, assolutamente. E tra l'altro, Amelia, devo dire, ci sono, noi parliamo sempre, ne parliamo quotidianamente, su questo noi siamo molto molto attenti, perché diciamo sempre che la rete, la sinergia, insieme si può fare tanto per la nostra Sicilia. A maggior ragione stiamo parlando adesso anche di un riscatto sociale che può
esserci, e quindi ben venga, perché il lavoro può risolvere veramente anche il lavoro fatto così, partendo dalla cosa semplice che è tenere, come dicevi adesso tu, in mano l'ago e il filo, e da lì si possono veramente fare tante cose. E tra l'altro io compro siciliano, ti dico, c'è anche all'interno dei progetti di Io compro siciliano un progetto legato alla moda, quindi chissà, dico, noi diciamo sempre quando conosciamo le nostre realtà dobbiamo mettere a frutto, perché poi Io compro siciliano diventa incubatore di imprese. Senti, ci sono dei messaggi. Allora, c'è Leda Cristaldi che scrive: Amelia Alessia Cristaldi, adoro le tue creazioni. Emily scrive: ciao a tutti, ciao Amelia, sono qui con te. Ma perché diciamo Emily? C'è ancora un messaggio di Giuseppe Campo che dice: argomento molto interessante, c'è fame di artigianato di questo tipo di molte città della Sicilia. Se non nascono queste iniziative, si diffondono a breve, sparirà anche questo artigianato. E quindi noi, anzi, Giuseppe, vogliamo assolutamente portare avanti questa tradizione, e poi anche Ida Stagnetta dice: l'unione fa la forza. Ma a proposito di Emily, a proposito di nuove realtà, perché cosa accade? Accade che proprio in un periodo particolare, no? Cosa succede, Amelia? Allora, figlio ancora una volta della sartoria sociale è questo progetto di nome Trizzi d'Amuri. Trizzi d'Amuri è nato dalla collaborazione mia con Emily Pelacani, che è una ragazza di Roma che è arrivata a Catania 3 anni fa. Lei è venuta a trovarci in sartoria un anno fa proponendoci di realizzare per lei dei meitai artigianali di portabambino che lei produceva col suo marchio. Da lì è nata questa amicizia, questa collaborazione, perché poi a stretto contatto abbiamo fatto tantissime cose per la sartoria sociale. Proprio ci siamo sempre dette: ma chissà, fare qualcosa insieme. Insomma, io ricordo che il sabato prima che chiudessero tutto, noi eravamo seduti al bar, avevamo preso già dei campioni di tessuto per immaginare Trizzi d'Amuri. Non ci siamo fatte scoraggiare, abbiamo iniziato proprio alla progettazione di tutta la collezione e siamo uscite il 18 maggio, quindi proprio appena proprio sono arrivati i tessuti, in una settimana abbiamo realizzato la prima collezione di Trizzi d'Amuri, che siamo veramente felici perché sta andando molto bene. E appunto, ovviamente, il sogno più sfrenato mio e di Emily sarebbe quello poi di dare le commesse alla sartoria sociale. E quindi speriamo che questo... Amelia, vedi, tu devi sapere, Io compro siciliano, anche se poi i 3 ideatori, i 3 fondatori sono il dottor Giuseppe Giorgianni, Davide Morice e Francesco Caravello, ognuno di loro nella propria esperienza, chi nel campo dell'internazionalizzazione, chi nel campo dell'accoglienza, del turismo, dello spettacolo, e poi chi nel campo del food. Ognuno di loro aveva negli anni maturato veramente tanto riguardo a quella che poi era la promozione della Sicilia. E Io compro siciliano nasce proprio il giorno di Pasqua, per cui eravamo in pieno lockdown, e ad oggi, proprio per questa grande forza legata al riscatto, all'identità, alla qualità, alla provenienza, a questa presa di coscienza, siamo circa 250.000 con delle idee ben precise e dei progetti molto belli ed importanti. Ma a proposito di progetti belli, importanti, c'è una frase, e quindi farei rientrare Fausta, siamo riusciti a ripristinare il contatto, c'è una frase bellissima che Fausta ha scritto: Fausta, rieccoti. Io nel frattempo avevo parlato di te perché c'erano tanti messaggi che ti riguardavano, perché ha scritto per te Silvia Di Falco dicendo: ciao Fausta, che piacere vederti, e Io compro siciliano. Poi c'era Graziella Minardi che diceva: Vittoria è una città molto produttiva, i vittoriesi sono molto intraprendenti, bravi.
Poi il vino, sempre Graziella Minardi dice: il vino di Arianna è davvero un prodotto di eccellenza, complimenti, io lo vendo nel mio negozio. Quindi diciamo si continuava a parlare di te, ma invece c'è una frase, Fausta, che mi è piaciuta moltissimo leggere, proprio entrando nel sito del Baglio Occhi Pinti, ed è una frase scritta da te, dice: l'accoglienza è un continuo interpretare un vero lavoro di umanesimo. Beh, ma voi fate accoglienza, Fausta, è caduto forse proprio in questo momento l'accoglienza che Fausta scrive poi nella descrizione poi del suo sito, eccola qui, Fausta, ci senti? Vediamo un po' se riusciamo, forse non ci sente. Questa è una delle frasi che la nostra ospite del Fausta Occhi Pinti ha inserito all'interno della descrizione dello storytelling legato al Baglio Occhi Pinti, perché per lei appunto è molto importante l'accoglienza e soprattutto il modo di presentare la nostra terra, che diventa poi quella famosa identità che gli ospiti devono portare. Anche naturalmente Fausta sottolineava, ne avevamo parlato in questi giorni, non so, forse non riusciamo proprio a collegarci, quindi facciamo il nodino e riprenderemo questa intervista con Fausta. Lei diceva è tanto importante l'accoglienza perché è ciò che gli ospiti porteranno via, e anche lei naturalmente, come tanti nostri amici che seguono le nostre dirette ma che fanno parte poi di Io Compro Siciliano, le aziende, gli artigiani, partiamo da noi. Questa è la vera chiave per un riscatto forte e per rialzarci più forti di prima, più preparati anche rispetto a prima. C'è qualche messaggio e poi purtroppo con Fausta non riusciamo. A questo punto immaginiamo magari questa settimana di riprendere il collegamento. Invece leggo i messaggi e poi ritorno un attimo da Amelia. Sebastiano Passarello, buongiorno, allo splendore della nostra Sicilia. Katiuska, un abbraccio grande, un bacione. Ciao caro Sebastiano. Ida Stagnetta dice: hai ragione Katiuska, bisogna valorizzare e reinventarsi sempre, quello che poi Amelia stava dicendo poc'anzi, no? Cioè in pieno periodo noi ci siamo messe lì e ci siamo messi a lavoro. Ed ancora Sebastiano Passarello dice: un saluto ad Amelia da Bologna, perché Sebastiano sta lì. Poi abbiamo Di Mauro Antonella dice: complimenti Amelia per la tua creatività originale. E ancora Sebastiano dice: ancora 2 settimane di lavoro e poi vado in ferie ad Avola, quindi ti aspettiamo in Sicilia, Sebastiano. Emily dice: grazie a tutti, viva la forza dei siciliani e la forza delle donne. È vero, cara Emily, e qui facciamo l'ultimo passaggio con la nostra cara Amelia. Amelia, tu dicevi con Emily è nato questo progetto che è proprio Gizzi da Muri. Gizzi da Muri, siete molto prese da questo progetto, si lavora e soprattutto quello che si spera è quello anche di creare delle commesse affinché le altre sartorie sociali che sono presenti in Sicilia possano... Sì. Siamo partite proprio con il concetto di questi intrecci, di queste trecce. Siamo subito partite con delle collaborazioni con delle altre artigiane locali di Catania. Abbiamo avuto il piacere di fare le prime foto con un'artigiana bravissima che ha una collezione di gioielli di nome Fiura, un'altra che si chiama Giulia Pappalardo, che ha questa azienda, si chiama Wow, fa tutti accessori in pelle, borse, cose meravigliose, anche lei adesso espone a Torino e in altre città d'Italia, quindi veramente non manca assolutamente, non ci manca niente, manca solo secondo me la consapevolezza di noi, di quello che veramente riusciamo a fare. Io l'ho visto fuori, noi abbiamo qualcosa, lo dico sinceramente, abbiamo quella cosa in più, non la so spiegare, loro lo notavano, cioè proprio si vedeva.
e quindi speriamo, cioè, credo che sia veramente Andrà arrivato il sicuramente, Amelia, andrà sicuramente bene. Poi sai cosa? Noi crediamo quando ci sono anche progetti al femminile, noi siamo lì ancora più, come dire, ci mettiamo questo grande, sì, questa grande forza, questa grande forza. Ci sono altri messaggi che arrivano. Antonio Virgadamo, buongiorno a tutti e buon inizio settimana. C'è un messaggio anche da parte di Claudio Meli, buongiorno, ciao grande Claudio, Claudio è un grande produttore di miele. Ciao Claudio, e tra l'altro lui è un po' di casa sui nostri format perché spesso un po' ospite, ma in realtà anche lui è un padrone di casa perché insieme a Francesco Caravello in molte puntate portano avanti quella che è come sempre la tradizione legata ai sapori di Sicilia. Bene, noi sicuramente ritorneremo a Vittoria per riconoscere e rivisitare ancora il Baglio Occhi Pinti di Fausta. Quindi grazie Fausta per essere stata in questa prima sezione, ma ritorneremo da te anche per continuare l'intervista. E poi siamo felici perché abbiamo conosciuto questa bellissima realtà che Amelia, Alessia Cristaldi con forza ha voluto raccontare al popolo di Io Compro Siciliano, anche di Tizi d'Amuri, dove poi all'interno c'è proprio questa costruzione dell'amore che coinvolge, che aggrega, che abbraccia, partendo proprio dalla tradizione. C'è l'ultimo messaggio che voglio leggere di Ida Stagnetta: non dimentichiamo che la Sicilia è stata la terra delle Amazzoni, viva le donne. È vero Ida. A questo punto, carissima Amelia, noi chiudiamo questo lunedì in bellezza. Potresti per favore avvicinarti alla camera perché altrimenti non possiamo. Ok. A questo punto, innanzitutto in bocca al lupo e viva il lupo. Viva il lupo. Esatto. E adesso ripeti con me: io compro siciliano. Siciliano, appunto. Viva le donne, viva noi, viva la Sicilia. Mi raccomando, alle 18 Francesco Caravello con Aperitivo Social, con me ci si vede domani alle 12. Grazie Amelia, Alessia Cristaldi, grazie per essere stata con noi. In bocca al lupo e buon lavoro.